Spero che il Presidente del Consiglio prenda in mano il dossier, lo faccia con vigore e sblocchi definitivamente questa partita. Bene discutere sul fronte dei costi, bene discutere magari su eventuali varianti, ma a partire dal presupposto che non si deve fare direi che è molto sbagliato. Il governo sull'orlo di una crisi e non più solo di nervi è quel terreno di scontro chiamato TAV. Dal Veneto il grido è uno soltanto: no allo stop, con le 22 associazioni di imprese veronesi riunite nel comitato SITAV pronte a scendere già in piazza. Ma da Roma i segnali di distensione non ci sono. Luigi Di Maio a Palazzo Chigi rincara la dose. Il responsabile da parte della Lega dice oggi agitare lo spettro della crisi di governo, per di più per un punto, quello della ridiscussione della TAV dopo l'analisi costi-benefici prevista dal contratto di governo. Cosa poteva accadere se avessi messo in discussione la legittima difesa, che non ho fatto e non farò, nel contratto di governo? Se avessi messo in discussione il decreto sicurezza. Ma da Palazzo Balbi il giudizio è uno solo. Qui non esiste il sentiment anti-TAV, noi difendiamo fino in fondo questa infrastruttura, siamo convinti che non sia solo un aspetto di modernità, ma anche di visione rispetto agli itinerari europei, itinerari internazionali dai quali il Veneto non può restare tagliato fuori. Intanto Zaia torna a parlare di autonomie e lo fa dopo che ieri a Roma ha incrociato il rivale di queste settimane, il governatore campano Vincenzo De Luca. Un incontro distensivo anche visivamente, ma non solo, se lo stesso De Luca oggi dice va bene l'autonomia, ci sono tante cose che possiamo decentrare e semplificare, accettiamo la sfida dell'efficienza e del rigore amministrativo. Braccetto in Veneto è una roba esagerata e anche pericolosa. Direi invece che De Luca ha espresso disponibilità e volontà di portare l'autonomia in Campania, che è esattamente la visione che abbiamo noi. Il fatto che anche la Campania desideri iniziare questo percorso di autonomia che è responsabilità significa che la visione del futuro è la visione di un paese federale.